Bene, buonasera a tutti. Il presidente della Fondazione, Giancarlo Ligabue, dice che lo scopo della Fondazione stessa, leggo, è quello di conoscere e far conoscere. E dice quindi che anche le mostre e gli eventi culturali devono essere mezzi di divulgazione della cultura, ma anche occasione di studio e confronto tra gli esperti per accrescere il nostro sapere. Devo dire, Presidente, che questi scopi della sua fondazione coincidono con gli scopi dell'Ateneo Veneto e quindi siamo molto contenti di ospitare oggi questo incontro che illustra la mostra già allestita sui bastoni del comando. Io sono rimasta affascinata da questo argomento e da questo tema. E ho pensato in effetti che il bastone, ancora i nostri esperti, lo sentiremo, non hanno, come dire, decriptato esattamente il senso di questi bastoni, ma il bastone in effetti, anche nella nostra civiltà, connota una certa persona, connota un certo modo di essere. I bastoni delle signore, a seconda dei tipi di pomolo, del materiale di cui erano fatti, connotavano il ceto sociale della signora stessa, e così i bastoni da passeggio, quando si usavano nell'Ottocento, o pensiamo per esempio all'Inghilterra, ma banalmente anche i bastoni che si usano per andare in montagna, che portano tutte le tacche dei rifugi che si sono fatti, scusate l'esempio banale, ma rappresentano la vita di quella persona. Questi bastoni ci diranno molto, ce l'hanno già detto forse e ce lo diranno ancora di più se li si studierà ancora di più. Quindi noi siamo attentissimi a quello che ci racconterete e ringrazio sia il Presidente della Fondazione Ligabue sia Alex Bernard, che è il curatore della mostra, esperto e collezionista, mi dicono, per questa serata che ci regalano. Grazie e buon ascolto a tutti. Buonasera, Presidente, grazie a lei sia di ospitarci che delle sue parole. Grazie a voi di essere qui, che regalo che mi fate, che regalo che ci fate. Vogliamo, con Alex Bernard, vogliamo raccontarvi con i nostri occhi, con gli occhi di chi ha sognato questa mostra, con gli occhi di chi ha partecipato appunto nella fase anche costruttiva e ideativa, di questa mostra, di questo progetto che nasce nel 2018 e che per la prima volta presenta questi oggetti molto particolari, oggetti che sono stati sempre screditati da tutti gli studiosi o insomma dal pubblico, pensati come armi di sanguinari cannibali. Sono tutt'altro, e quello che vi racconteremo, quello che vi racconterò e soprattutto quello che vi racconterà dopo Alex ne è la conferma. Quindi questa mostra per la prima volta racconta un tema mai toccato prima. Per la prima volta la Fondazione Giancarlo Ligabue collabora con un'istituzione internazionale, con il Musée Quai Branly di Parigi, un'istituzione che raccoglie le arti etnografiche come nessun altro museo al mondo, voluto da Chirac a fine anni 90. Sono coproduttori con noi di questa mostra che andrà poi a Parigi il 17 giugno. Abbiamo diversi musei, da Cambridge abbiamo avuto anche Oxford, abbiamo il Turvern e molte altre istituzioni anche italiane, e abbiamo la partecipazione del British Museum con 25 oggetti. Il limite per i prestiti del British Museum sono 12 oggetti, quindi hanno sposato questa tematica e hanno partecipato attivamente proprio come partnership in questa mostra. Qui con me c'è un amico, Alex Bernard, che è anche uno dei più importanti esperti e appassionati e anche collezionista di arte precolombiana. Ci siamo conosciuti nell'ambito appunto di questa passione. Io mi chiamo Inti, mia madre era boliviana, papà appassionato di archeologia precolombiana e da lì il nome. E con Alex ci siamo conosciuti, entrambi poi appassionati anche di queste arti, abbiamo iniziato questo sogno insieme. Alex, il curatore, è Steven Hooper, che non è potuto essere presente, ma verrà alla chiusura della mostra
che è ancora in corso fino al 13 di marzo, quindi il 12 o l'11 vi informeremo in anticipo, faremo un'ultima conferenza, ma Alex ha partecipato a tutte le fasi costruttive di questa mostra e lui è stato gli occhi e le mani del curatore, perché in questo periodo pandemico è stato molto difficile visionare gli oggetti. Considerate che abbiamo 126 oggetti in mostra e chiedo ad Alex quanti oggetti hai visto nell'arco di questi anni? Probably over 3,000, I would say, overall. I'm sorry, I cannot speak Italian, so I'll go through the translator. Si scusa per non parlare italiano, però chiedeva la risposta era circa 3.000. Dovete sapere che poi Alex è molto meticoloso e avevo dato un limite di oggetti da avere in mostra di circa 90. Alla prima selezione lui e Hooper sono arrivati con 300 oggetti che erano ovviamente difficilmente presentabili. Vi vorrei, prima di iniziare quella che è la conferenza, vi vorrei far vedere un teaser provocatorio che racconta appunto del potere, come erano visti gli oggetti nel passato, proprio come diceva la Presidente, nel passato gli oggetti di potere, cosa erano nel passato gli oggetti di potere, cosa sono oggi, con provocazione ovviamente, gli oggetti di potere. È stata ripresa anche da Dago Spia, che ha ripreso questa connotazione anche in un suo approfondimento proprio sulla mostra. Ma per iniziare la conferenza voglio usare questo disegno del 1838 di Louis Le Breton, di un guerriero sacerdote di Nukuiva, nelle isole Marchesi, con tutti i suoi tatuaggi, con tutte le sue gli orecchini e questo bastone che fa parte di lui, che è la sintesi perfetta dell'unione tra oggetto, uomo, potere, prestigio, il coraggio e il divino. Infatti, anche se non è delle isole Marchesi, ho affiancato un proverbio maori che recita: alle onde dell'oceano la canoa antepone la propria prua, alle onde della vita l'uomo antepone il suo coraggio. E questo è esattamente dove vogliamo arrivare, ossia con la mostra Power and Prestige vogliamo raccontare di questi straordinari manufatti, oggetti in bilico tra il potere e il prestigio, la guerra e il divino. Ci porteranno in Oceania, quindi un viaggio con i cosiddetti vichinghi d'Oriente. Gli antropologi raccontavano di questi vichinghi d'Oriente nel XVIII secolo perché non c'era popolazione fenicia, non c'era veneziano, non c'era genovese che avesse la stessa maestria nel navigare. Questi con una vela al terzo, praticamente una piroga, hanno conquistato l'Oceania. E cosa chiedevano queste popolazioni alle loro divinità? Chiedevano il coraggio di affrontare queste esplorazioni, il coraggio di affrontare la guerra, anche il coraggio di vivere la vita in questo modo. Siamo in Oceania, questa è una mappa, tutte le immagini che vedrete sono nel catalogo che accompagna la mostra. Questa è una mappa dell'Oceania. L'Oceania deriva il proprio nome da oceano che riunisce l'Australia, la Nuova Zelanda, la Melanesia, la Micronesia e la Polinesia, e quindi è un collante con tutte queste isole. È il continente più piccolo per terre emerse e il più grande per superficie. Ha 25.000 isole e, se considerate, è un terzo del pianeta. Se considerate solo l'Australia e l'Australia continentale, la parte appunto che vedete di oceano, è un terzo del paese. Tutte le migrazioni umane, e questo è per spiegare come è stata conquistata poi l'Oceania, si sono rivolte verso il Sole, quindi dall'Homo sapiens agli indoeuropei si sono rivolti verso il Sole, hanno affrontato, si sono andati incontro al Sole. E così è stato anche per
la migrazione tra il 50 e il 60.000 a.C., che ha permesso di colonizzare quella che è oggi l'Australia, la Nuova Guinea, fino ai Lapita attorno al 1000 a.C., che hanno definitivamente conquistato tutte le altre isole. Sebbene le migrazioni fossero appunto del 60.000 a.C., noi europei abbiamo conosciuto queste popolazioni recentemente, attorno al XVI secolo, e per noi è stata una scoperta incredibile e le abbiamo subito mitizzate, l'Eden, il paradiso, le isole dell'amore, e le abbiamo anche in un certo senso conquistate culturalmente, spinti anche, oltre che territorialmente, spinti anche da quella che era, diciamo, la filosofia illuministica del momento, quindi il compito quasi dell'uomo occidentale di dover educare il buon selvaggio, quindi l'indigeno che viveva in armonia con la natura. E questo, diciamo, ha spinto molto una fase coloniale e in un certo senso, più che fase coloniale, ha soprattutto ucciso culturalmente questi oggetti che cerchiamo di ricordare oggi, purtroppo con un cortocircuito che non ci permette di leggerne completamente la simbologia. E questi sono alcuni degli oggetti che vedremo in mostra. Uno, quello con tutti gli inserti, centrale sulla destra, con tutti gli inserti in osso di balena, è presente in mostra. Si chiama Bulichea, è un oggetto incredibile. Che cosa rappresentavano questi manufatti? Se fossero semplici armi, che senso aveva perdere così tanto tempo nelle lavorazioni, nelle forme? Sono sculture, sono oggetti di scambio politico, sono oggetti di divinazione, sono oggetti di intermediazione divina? Non lo sappiamo del tutto, lo possiamo interpretare e oggi ancora di più cercheremo di arrivare a un punto fermo, ma sicuramente sono, per noi, erano e sono delle vere e proprie opere d'arte. E questo è uno dei messaggi che lanciamo con questa mostra. Qui abbiamo alcune foto dell'epoca, in realtà ovviamente sono disegni di vari esploratori, missionari. A sinistra, partendo da sinistra, c'è un guerriero maori in costume da cerimonia, ritratto da Sidney Parkinson durante il primo viaggio di Cook, dove si vede questo dignitario con una tewa e una patu sulla cinta, oppure un altro sacerdote guerriero delle isole Marchesi di Nukuiva, un guerriero delle isole Salomone, probabilmente Mauhau, addirittura gli è stato anche dato un nome, disegnato da Krusenstern, un importantissimo esploratore nell'804. Invece in questa foto, questa sì è una foto di Rarotonga nelle isole Cook, vediamo un sacerdote con un gruppo di indigeni riuniti per un festival. Il sacerdote ha 3 dignitari attorno a lui e questa foto è interessante anche per dare un ordine di prestigio, ossia il prestigio è anche per statistica. Io ho contato tutte le persone all'interno di questa foto, sono 32 e ci sono 3 di questi oggetti, di cui dopo con Alex vi parleremo, che si chiamano Akatara, questa è una derivazione della Katara, e quindi è meno dell'1%. Sappiamo che nell'830 nelle isole Marchesi c'erano 38.000 abitanti e oggi i bastoni che vedremo a breve, si chiamano U, quello del primo disegno che abbiamo visto, sono circa how many U are there in the world? Probably around 300. 300 plus or minus 50. So, what do you think about cosa pensi della parte statistica di questi? Well, it's a very small percentage, like you said, of the population, which was 30,000, as you said, in the early 19th century, probably a little bit more in the 18th century. So that means that the percentage was even lower. We're talking about 1%, something like that. That was only for chiefs. Quindi la statistica dà anche un elemento di prestigio. Sono simboli di autorità. Poi io ho usato una battuta in mostra quando faccio le visite guidate che spero
voi associati, ho chiesto alla Presidente di estendere l'invito di una possibile visita guidata. Io questi bastoni, queste lance in realtà sono molto fini, queste sono già più recenti, ma quelle che abbiamo in mostra sono molto fini e si chiamano Akatar, sono stupende, sono molto delicate. Io li definisco in modo con una provocazione, è come se fossero dei segnali autostradali di autorità, di potere, come dire, chi ha il potere di parlare, di decidere, ha uno status importante, è qui. Quindi è veramente una forma di presenza. Qui arriviamo all'inizio della mostra. Quando entrate in mostra ci sono questi 3 oggetti di cui adesso vi descrivo, anzi chiederò ad Alex di descriverli. Fin dal Paleolitico gli esseri umani hanno ritenuto che forze superiori potessero interagire con la nostra vita terrena. E quindi la principale forma di questa interazione è lo scambio, offerte, cerimonie, doni verso questa forze superiori, sperando che queste vengano ricambiate con benedizioni, con salute, con abbondanza di cibo. Io vi leggo queste 2 righe perché sono fondamentali nello studio di Stephen Hooper, che non è potuto essere qui. Per facilitare e celebrare questo rapporto fondamentale, ossia questo dello scambio, nell'arco di millenni gli esseri umani hanno creato delle straordinarie tradizioni filosofico-etiche che generalmente prendono il nome di religioni. Gli uomini hanno sacrificato tempo, abilità ed energia per edificare templi e cattedrali, forgiare immagini e altri manufatti su cui concentrare l'attenzione rituale, come pure per creare danze e canti volte a compiacere spiriti, antenati e dei. Ed è questo, in questo quadro analitico, che i bastoni di comando devono essere visti. Quindi questo è il secondo messaggio che vogliamo lanciare. Queste non sono armi per noi, questi sono oggetti di status, di prestigio, ma molti sono oggetti che rappresentano la divinità, altri sono oggetti che sono intermediari per le divinità o che devono dare e parlare per la divinità. Do you want to describe the clubs? Especially why we chosen these 3? So we've chosen those 3 clubs because for most of the people, this type of club which is called UU from Marquesas Island, is the king of the clubs because it's one of the most beautiful, most surrealistic, most complex piece of these types. I don't know if you... Yeah. Sì, abbiamo scelto questi 3 oggetti che si chiamano Uhu e provengono appunto dalle isole Marchesi perché sono un po' le regine o i re tra tutti, sono le più belle, le più realistiche, le più complesse. Now, those 3 specifically, it's because it's not a joke, but it's interesting because we've done this exhibition with a lot of passion, and those 3 clubs, each one belongs to Inti, one belongs to me, and one belongs to Professor Hooper. Non è uno scherzo. Sta a voi dire quale. Non è uno scherzo, nello specifico è davvero interessante questa cosa perché di questi 3 bastoni una appartiene al dottor Ligabue, una al signor Bernard e una al professor Hooper. But last thing I would say is that those 3 pieces, apart the fact that they belong to each of us, are probably excellent examples of these types, if not they belong to the best of those types. E quindi è come se dassimo un benvenuto ai visitatori. C'è da dire di importante su questi oggetti, oltretutto, che rappresentano il corpo umano, è la stilizzazione del corpo umano. Ci sono degli occhi, ci sono delle braccia, c'è un corpo che si allunga, c'è anche una parte fallica che va a chiudere la figura. Il potere sessuale è rappresentato sempre in modo molto importante ed è una relazione anche questa assolutamente fondamentale. E poi ci sono tante piccole, non so se le vediate, ma ci sono tante piccole tanti piccoli atua o tiki, che sono degli occhi, che sono dei volti nell'oggetto. Ce ne sono circa, su 2 di questi ce ne sono 16, su un altro ce ne sono 14, da 6 e 6 e 2 laterali. Questo fa sì che questo oggetto protegga a 360 gradi
il possessore è sempre guardato, ha sempre le spalle guardate dall'antenato, dalla divinità. Divinità e antenati spesso nella cosmologia oceanica sono la stessa cosa. I bastoni oceanici fanno parte dello scambio, sono dono, sono mezzo per gli dei, per il dialogo con gli dei. Come abbiamo suddiviso la mostra? How was the Well, the exhibition had to be divided because the first throwing 150 clubs to the visitors would not have been a solution. So we had to think about different themes, and the themes that came to our mind are angles, aspects of those pieces which are non-exclusive. So when Inti, for instance, now is going to go through a part called sculpture, another called religion, it doesn't mean that the clubs in the sculpture room are only sculpture, the one in the religion room are only for religious aspects. Those are main aspects of those pieces that we wanted to highlight for the viewer to isolate those. Quindi possiamo dire che non avrebbe avuto tanto senso non dividere o presentare oltre 120 oggetti senza pensare a delle tematiche. E le tematiche che abbiamo scelto sono state quelle degli angoli, ma degli angoli non esclusivi. Può esserci il tema della religione, il tema della scultura, però gli oggetti presentati all'interno del tema della scultura non rappresentano solo la religione, ma rappresentano degli aspetti principali relativi all'uomo che potessero essere visti appunto attraverso questi angoli. Sì, devo dire, io ho partecipato poco alla costruzione tematica, è stato più un lavoro di Hooper e di Alex. Funziona benissimo perché realmente gli oggetti hanno una continuità di dialogo e di dialogo tra di loro, tra isole diverse, quindi non vedrete, se andate a vedere la mostra, non vedete sezioni Figi, Nuova Zelanda, Isola di Pasqua, ma sono appunto gli oggetti che sono molto in dialogo. Anche perché al di là di isola a isola queste popolazioni si ispiravano a quello che vedevano. Quindi vediamo in questa slide vediamo oggetti che hanno ispirazione zoomorfa e botanica, teste di tartaruga, code di pesci, forme di razze, becchi di pellicano, oppure botaniche come frutti tropicali come il rambutan o il durian. Nelle due esempi si chiamano totokia. In quella in basso in angolo ha addirittura degli inserti con delle stelle, degli inserti in osso di balena, e tutto ciò che arriva dal mare è sacro, è divino. Tutta la cosmologia oceanica arriva dal mare. Tangarò, il re del mare. Non solo, la stella era per loro era il viaggiare, la bussola stellare. Viaggiavano di notte, viaggiavano con le stelle e viaggiavano, è curioso come hanno conquistato l'Oceania. Nel periodo dei monsoni, quindi 3-4 mesi all'anno, viaggiavano da isola a isola, facevano 250 km e tornavano indietro e alzavano di 5 gradi, andata e ritorno, finché non trovavano un'isola, e così hanno conquistato con dei mezzi assolutamente improponibili rispetto a quello che possiamo immaginare, territori vastissimi. Inti? Just to add to what you just said, because it's, I think, very important for the purpose of this exhibition, is that we wanted to break the idea of going from island to island, because what we think is interesting is the connection that exists between some of those pieces, and not just between some of those pieces, between all those pieces. That when someone visits the exhibition, he doesn't go from Fiji to Tonga to New Zealand. It's more like the impression that it's one same family, from objects that are coming from very different places. So the connection on the slide you have, for instance, between New Caledonia and Fiji is very interesting. The connection between many things connect, which through the shapes and through the visual the visual aspects that do not necessarily connect historically or on record. And that's what we thought was interesting to display.
Quindi un aspetto molto interessante è quello che abbiamo cercato di fare, di interrompere l'idea o comunque di questa connessione tra i diversi pezzi che provenivano da isole diverse, però allo stesso tempo era come se questi oggetti venissero tutti da una stessa famiglia, pur arrivando appunto da luoghi diversi. Quindi anche lo vediamo, alcuni elementi, alcune forme sono collegate o si ritrovano in molti di questi oggetti, come per esempio nella slide che stava mostrando delle Figi. Quindi queste forme che si ripropongono pur arrivando da luoghi diversi. Sempre nella prima sala, quella dedicata alle sculture, ho scelto 2 oggetti da raccontarvi. Uno si chiama Rapa, è quello a sinistra, arriva dall'isola di Pasqua, e quello di destra si chiama Katara, è del British Museum. E raccontavo prima che queste collezioni, gli oggetti della collezione Ligabue sono 10 oggetti e non sono una collezione che arriva da mio padre, è una collezione che arriva da una passione mia negli ultimi 20 anni. Però c'è un viaggio scatenante che mi ha fatto innamorare di queste culture, ed è un viaggio all'isola di Pasqua. Quello di sinistra, nel 92 con mio papà, c'era uno scavo, tra l'altro quest'anno cade il 300° della scoperta dell'isola di Pasqua, che andremo a raccontare la prossima settimana, ma vi dirò dopo di questo. E l'isola di Pasqua è un'isola grande 3 volte il Lido, ed è l'isola, è l'ombelico del mondo, è l'isola più dispersa e lontana da tutto, è 5.000 km dal Cile, è 4.500 km dalle Hawaii, ed è l'angolo basso dell'Oceania. Hawaii, isola di Pasqua, Nuova Zelanda. Bene, questa che sembra una pagaia, in realtà si chiama Rapa, e non è una pagaia, è anche questa l'astrazione del corpo umano, un po' come Lu, e ha le stesse fattezze, e siamo a migliaia e migliaia di chilometri. Ho fatto un ingrandimento, abbiamo la parte alta, è un volto con queste arcate sopraccigliari, il naso, le arcate sopraccigliari che vanno a finire sull'orecchio e sul lobo dell'orecchio, dove probabilmente c'era un dilatatore per fare come quelli che si usano oggi, come orecchino, probabilmente era o in vertebra di squalo o in ossidiana. Poi abbiamo un oggetto incredibile, è circa 2,80 m, lo vedete nella prossima slide in tutta la sua grandezza, si chiama Katara, arriva dalle isole Cook e è questa una specie di lancia, ha una forma geometrica con una prospettiva di una precisione incredibile, è spessa 1,5 centimetri, a un primo colpo si rompe in 2, ci mettevano probabilmente mesi e mesi per farla, e per avere questa patina, che è un altro tema che adesso andremo a affrontare, chissà quanti anni. Quindi non può essere un'arma, è un simbolo distintivo, magari non è un oggetto che dialoga con le divinità, però non può essere un'arma. Questa è un'immagine della sala, e questo è uno zoom con alcuni degli oggetti di più grandi dimensioni, quindi abbiamo una Katara, diverse Katare, insomma, diversi oggetti della Nuova Guinea. Nella seconda sala, andrò più veloce, nella seconda sala si parla di armi. Non si può, intanto come il contesto dell'epoca, si combatteva con archi e frecce, con una specie di fionde e con dei bastoni che possono essere molto simili a quelli che vediamo qui adesso. Quindi non si può dimenticare che questi oggetti nascono come armi, anche se culturalmente non nascevano come armi, però creavano più che altro una violenza potenziale, dovevano mettere paura, dovevano intimidire, dovevano essere usati per cerimonie o per danze o per esibizioni di forza o per parate, appunto. Quindi sono oggetti che hanno una funzionalità molto diversa dal percepito e da quello per cui sono stati costruiti. Qui ci sono 3, 4 oggetti, 5 oggetti molto particolari. Quello centrale è quello che ha avuto uno studio che adesso Alex vi racconterà. Sicuramente gli artigiani che costruivano questi oggetti pensavano più al rapporto con il divino, al rapporto con l'antenato, più che all'equilibrio dell'oggetto.
Molti di questi li abbiamo presi in mano ed sono completamente sbilanciati, quindi la vera funzionalità non era quella di ferire. Superfici. Come vedete o come avete visto, la maggior parte di questi oggetti, se si incide il legno vivo ha un colore molto diverso da quello che vediamo, addirittura sembrano quasi verniciati, non lo sono. Vivono di una patina, in termini tecnici si dice, ossia oliata per decenni, oliata per forse, andremo a dire, centinaia di anni. Fumi. Come si faceva la patina di questi oggetti? How was made the patina? It was, we don't know exactly for every piece, but we know it was a very complex process which involved probably different specialists. The patina was treated like the skin, and the skin had essentially treatment like the body. So it would go into the mud, it would be oiled, it would be smoked with a fire to get a nice feeling, etc., etc. And before the patina, I would say the wood itself was treated by specialists that you cannot find woods like that in nature. They were essentially treated in a special way with cords, they were bent to obtain the desired shape. Non lo sappiamo esattamente come sia ottenuta questa patina, sicuramente sappiamo che veniva trattata da diversi specialisti, perché il trattamento che appunto subiva la patina era simile a quello che subiva la pelle del corpo. Vi erano dei passaggi all'interno del fango con l'olio, venivano scottati con il fuoco. Prima del trattamento, quindi diciamo, si sa che anche il legno aveva questi trattamenti da diversi specialisti e in particolare era un trattamento che dava appunto un risultato come quello che possiamo vedere. One little thing, as part of this project, we are participating with the museum in Rarotonga in Cook Island. And working with the local carpenters to see if we can recreate the patina on some of those akatara. And this is an ongoing process involving people essentially testing different things on wood to try to understand better the way the patina, this glossy patina that we discussed about, is obtained. Sempre Hooper scrive: essi venivano adornati per le stesse ragioni per cui i cristiani abbellivano le chiese con vetrate, i musulmani decoravano le moschee con mattonelle colorate. Se tali compiti, che esigevano tempo e capacità, non erano fondamentali per il culto, ma creavano una devozione profonda. Quindi questo è uno dei grandi motivi anche che ci spinge a dire appunto la funzione di questi oggetti è diversa da quella che tutti pensano. In questo caso, in questa foto, vediamo due scuole di pensiero di decorazioni, Tonga a destra e Figi a sinistra. Tonga è tutto a registri diciamo orizontali all'interno dei quali c'è sempre una storia, o c'è una balena, uno squalo, un antenato con un oggetto in mano. Su quello di destra in fondo addirittura si pensa sia stato riportato in Europa da Tasman, quindi all'inizio del Settecento. C'è addirittura una mappa, purtroppo è sfocato e non si vede bene, bisogna andare lì, avvicinarsi e leggerlo da lì. Invece Figi è tutto a riquadri, è tutto a forme geometriche che si intrecciano e che formano dei pattern unici. Vediamo una totochia, vediamo un sirti, vediamo un bulibuli tutto a sinistra, che ha ancora questa forma che ricorda appunto un frutto tropicale con degli inserti sempre in osso di balena. Indeed, just one thing also to add is that we see the design, and we talked about the design, but most of the clubs that are in the exhibition are, I would call, naked, because they were dressed, they had clothes, and sometimes the design is probably a way to represent some kind of permanent clothes on the piece such that it keeps its dress. Interessante dire che il disegno, diciamo, il progetto di questi bastoni può essere inteso come nudo, perché poi le decorazioni, le lavorazioni andavano a creare una sorta di abito permanente.
Accessori per le esibizioni, questo è un altro tema. Questi oggetti venivano usati per le danze, venivano usati per le cerimonie, venivano usati appunto per utilizzarli in queste particolari festività. Ce n'è quello centrale a mezzaluna che arriva dall'isola di Bougainville, è qualcosa di assolutamente incredibile. Invece ne ho scelti 3 da vedere più da vicino. Quello di sinistra è una Tahaya Maori, e quella che può sembrare, ricorda chi conosce il Kendo, questa disciplina giapponese in cui si usa appunto una spada di bambù, è qualcosa di molto simile a queste cerimonie, queste battaglie fittizie che facevano i Maori con questi oggetti. La Tahaya ha 2 occhi e quella che è la punta non è la punta ma è una lingua. Proprio come nella haka, il Maori sfidava il suo avversario tirando fuori la lingua, così lo fa questo oggetto. Poi abbiamo un club a testa di razza, con questi 2 inserti in madreperla e con questa forma geometrica quasi cubista. Il terzo, che devo dire, è l'oggetto che mi piace meno di tutta la mostra, di tutti e 126 oggetti, però è quello che rappresenta nel modo migliore la nostra idea di prestigio. Si chiama Tomahawk, è delle isole Salomone e ha ciò che di più prestigioso a livello locale indigeno ci sia, ossia la madreperla. Sono tutti inserti in madreperla, ma c'è anche di ciò che più esotico potessero avere, il ferro. Lo vedete sull'estremità, ricordo un'accetta, ma è talmente attaccata in modo precario che non taglierebbe neanche un ramo. Bene, per loro il ferro era qualcosa di esotico, avveniva per scambio, per baratto, per cui questo è l'oggetto più prestigioso che c'era per loro. Ancora di più se si aggiungono 3 bottoni di camicia che non si vedono bene ma sono all'interno e sulle estremità basse, quindi il massimo del prestigio. Simboli di autorità e incarnazione del potere divino. Qua entriamo in tematiche molto vicine a quelle che abbiamo discusso fino adesso. Questa è la vista della sala, questa è una delle vetrine dove vediamo diversi oggetti antropomorfi, quindi con testa appunto antropomorfi, vediamo un U, vediamo una AO dell'isola di Pasqua, e tutti questi oggetti insomma erano destinati a proiettare lo status, a dare status e a dare potenza. L'oggetto centrale, solo a guardarlo incute rispetto. Qui invece ci sono alcuni oggetti molto particolari legati proprio alla divinità. Vediamo da Rarotonga il primo, che quello sulla sinistra ha mi dispiace dalla foto non si lega molto bene, è come se fossero una serie di tichi tutti in una canoa, con 2 tichi principali sulla testa e una parte fallica che va a finire. È un dio bastone delle isole Cook. Il secondo è un'immagine divina delle isole australi. Il terzo è il To'o delle Tahiti, è un'altra immagine divina ed è stato donato, avvolta in questi tessuti, ed è stato donato da il sacerdote principale di Tahiti alla London Missionary Society come segno di avvenuta evangelizzazione, cristianizzazione. Quindi avevano finito di usarlo. Il quarto, sempre partendo da sinistra, è un dio bastone Mangaia delle isole Cook, ed è famoso perché fu sottratto alla casa, la casa templare in un episodio iconoclastico e portato in Europa da alcuni missionari, da John Williams e George Platt, nella seconda metà del XIX secolo. Il terzo è una Kao Tonga e gli ultimi 2 sono molto interessanti. Quello più piccolo si chiama Ula ed è un oggetto che probabilmente veniva usato nelle diplomazie, soprattutto questo così raffinato con degli intarsi che adesso non si vedono, di stelle e di mezze luna. L'ultimo invece è una spada cerimoniale di Palau e ha tutta una serie di uccelli marini all'interno intarsiati da conchiglie varie. L'uccello marino era un altro
importantissimo elemento, perché permetteva di capire se nel mare c'era del pesce, quindi andavano a pesca, ma soprattutto per la navigazione. Un uccello marino indicava terra, indicava che c'era terra circa a 200 km, nel raggio di 200 km. Varietà delle forme. Questa la lascio a te. Well, thanks, Inti. And well, first of all, I would like to thank, really from the bottom of my heart, Inti and Professor Hooper for allowing me to participate to this project, because I'm not an academic, I'm a collector. I've collected those pieces for a long time, and my interest in those pieces started essentially with the fascination for those shapes and for those pieces that I saw that were more than utilitarian objects. Innanzitutto il signor Bernard vorrebbe ringraziare il dottor Ligabue e il professor Hooper per avergli permesso di prendere parte a questo progetto. Lui non è un accademico, non è uno studioso, ma è un collezionista. È da tanto tempo che ha sviluppato questo interesse, questa passione, è affascinato dalle forme ed è appunto la forma di questi oggetti che è al centro della sua passione. As Inti explained, the whole goal of this exhibition is, I would say, to decontextualize or to recontextualize those pieces, because those pieces traditionally, so far, have been a little bit forgotten in the art history of this huge region. They've been considered only as, through one angle, their utilitarian function of weapon. And that's why you have in museums like the Pitt Rivers, in potentially private houses like castles, you have displayed of those pieces like essentially trophies taken from the cannibals. In particolare quello che appunto l'obiettivo di questa mostra è quella di ricontestualizzare questi oggetti considerati fino a questo momento delle armi, quindi solo nella funzione utilitaristica delle armi, ma soprattutto riscoprire questi pezzi che per anni sono stati dimenticati negli archivi, e quindi andare a riscoprire questa nuova angolazione che scredita l'ipotesi che appunto siano soltanto delle armi. Sono stati per tanto tempo in castelli, in musei, ma considerati come una sorta di trofei strappati ai cannibali. We have 126 pieces in the show, and some pieces are essentially of the same type. If we have to reduce to unique types, we probably, I think I've counted that we have 108 types of those pieces that I call club, and I'm sorry to call them club because it's obviously a wrong name, but let's call them clubs. So we have 108 types, and so far with Professor Hooper we've identified more than 300 types. So it's only 1/3 of this artistic production. Dei 126 oggetti che sono in esposizione, alcuni possono essere classificati dello stesso tipo, perché tra quelli appunto esposti abbiamo identificato 108 tipi di bastone, ma è quasi si scusa di chiamarlo bastone perché l'oggetto esprime un significato che va ben al di là di questa parola. Insieme al professor Hooper sono stati identificati oltre 300 tipi di questi oggetti che quindi possiamo dire rappresentano, quelli che abbiamo esposti sono solo un terzo di queste tipologie. So now when Inti stopped now in the section variety of form, it's in half of the show, and we hope that at this point the viewer essentially has trained his eye not to see those things just as one section of the exhibition, which is weapon, but as essentially integrated the different angles that Inti has just presented, i.e. sculpture, weapons obviously, performance object, and religious objects, with all the sub-aspects like the anthropomorphic dimension, etc., etc. So now, this next section of the exhibition
is an invitation for the viewer to identify those angles through different connection that we propose, where all these angles can be found in those pieces, in every of those pieces, because essentially those pieces are multi-dimensional, like we've explained. Quindi queste varietà delle forme, la sezione che è appena stata menzionata, invitano quindi il visitatore a identificare questi oggetti non soltanto come delle armi, quindi dei bastoni di comando, ma ad integrare le diverse angolazioni, quindi nella sezione degli oggetti legati alla religione, alla performance, alla danza, identificando quindi un elemento di antropomorfo, ed è sostanzialmente un invito per il visitatore a identificare quali collegamenti si trovano all'interno di questi oggetti multidimensionali. Before we show you the slide of the last room, which is kind of a jewel room because it shows essentially very special material like jade, bone, I would like to say that I'm interested, like Inti, we're interested in a lot of things in African art, in pre-Columbian, and it's very interesting to train your eye to not necessarily to try to find the best of every culture, because that would be very pretentious, but to find the things that really attract us the most. And when you look at this topic of clubs, nothing had been done so far on clubs in oceanic art, and what the foundation did in this exhibition is totally new and unique and important in the art history. But it's not just like another piece of research, like a forgotten island in oceanic art. It's what we've presented here, I believe, and I view them like that, I would call them markers of oceanic art. Everybody, for instance, knows African art, and when we think about African art, we think about the extraordinary variety of solutions for masks. In Oceania, there are very, very few masks, but the marker of oceanic art are the clubs. You do not find the same creativity anywhere else. A little bit in South America, in Amazonia, but from what we know, maybe they had more in the past. But the types, there is no such a creativity of forms. In Europe, there are a few things. The kings, they had a little bit of clubs in their hands, but it's nothing in terms of, let's say, creativity of shapes. So this is not an exhibition on a teeny subject of oceanic art. We believe it's an exhibition of oceanic art and through one of its markers. Quindi possiamo così sottolineare l'intento di allenare gli occhi quando si visita una mostra, di sicuramente tirare fuori il meglio di quello che c'è di un'arte, ma in particolare la riflessione del signor Bernarda è quella che l'arte oceanica è fondamentale, è unica nel suo genere, non è semplicemente la ricerca di oggetti da un'isola dimenticata, ma volevamo individuare i marcatori, ovvero le caratteristiche intrinseche dell'arte oceanica che si differenzia da tutte le altre arti. Per esempio pensiamo all'Africa, quando si pensa all'Africa i marcatori, quindi il DNA è quello dato dalle maschere, e ci sono sicuramente una varietà di maschere, ma poche arti hanno sottolineato la creatività come quella espressa dall'arte oceanica e che in termini di forme, di varietà di forme, è davvero unica nel suo genere. Sì, è un concetto molto importante. Non c'è cultura umana che abbia la stessa varietà. 300 oggetti, 300 tipologie diverse di questi oggetti non sono paragonabili all'arte africana, all'arte precolombiana o a una qualsiasi delle altre arti europee o asiatiche. Quindi la varietà, una delle più incredibili specificità di queste culture oceaniche è la grande varietà delle forme. Qui
Qui si chiude la mostra con quest'ultima vetrina di oggetti di dimensioni più ridotte, ma di grandissima qualità stilistica. Vediamo una patu, una cotiate che sembra un violino, una waica sempre della Nuova Zelanda, un'altra patu in mere. Mere è la giada, quindi un materiale importantissimo non solo per i Maori che andavano a prenderla in delle specifiche cave nel nord dell'isola, ma anche per gli Olmechi, anche per i Maya, simbolo di fertilità, simbolo di rigenerazione. Quindi anche loro, tra l'altro, facevano dei pendenti incredibili, si chiamano tiki, hei tiki, che erano dei pendenti fatti a forma di questo, non si sa se figura antropomorfa o animale, mitologico, verde con gli occhi madreperla. Un'altra patu che diventa, da basalto diventa in osso di balena, un'altra cotiate, oggetti splendidi che non vi descrivo perché non riuscireste ad apprezzarne, vista non si riesce a vedere diciamo, i particolari, ma voglio chiudere questa sezione della mostra con l'ultimo oggetto a destra. È un oggetto con denti di squalo che arriva dalle Hawaii. È stato riportato in Europa attraverso uno scambio nel 1779, nel terzo viaggio di Cook dalle Hawaii, dove Cook però fu ucciso nel 1779 alle Hawaii. Non fu ucciso però da uno di questi oggetti, ma fu ucciso da un coltello europeo, ovviamente da un indigeno, dopo una zuffa tra i suoi e questi indigeni. Era un uomo di grandissime visioni e sicuramente non odiato, ma purtroppo si ritrovò nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Fu ucciso da un coltello europeo, probabilmente scambiato qualche settimana prima proprio dai suoi membri di equipaggio. Quindi questo era un po' per dare un'altra voce a queste popolazioni, a queste culture che sono state rese mute dalla storia, purtroppo. Quindi mi auguro che possiate visitare la mostra. Ora, negli ultimi 5-10 minuti, non so come siano i tempi, ma vi vogliamo raccontare di una grande scoperta. Allora, e parte tutto da una telefonata. Poi si è strutturata più scientificamente, ma nel momento in cui stavamo costruendo la mostra, considerate 126 oggetti, periodo di Covid, allestire la mostra è stato un dramma, perché vengono i courier, che sono chi prendono in carico questi oggetti dal museo e li portano alla mostra, devono assicurarsi che questi oggetti siano in modo sano e ovviamente che non vengano inseriti in contesti insomma, non corretti, quindi ti controllano, hai poco tempo e devi essere molto efficace, e le colleghe della fondazione che sono qui da qualche parte lo sanno bene. Io chiesi ad Alex e al professor Hooper di essere pragmatici, e loro annuirono, dopo avermi presentato la lista di 300 oggetti da presentare in mostra, annuirono, e alle 8:15 del mattino mi chiama Alex e mi dice: facciamo un radiocarbonio a uno degli oggetti. Io ovviamente metto giù il telefono, non gli rispondo, dopo fortunatamente richiama e mi spiega che era un'occasione unica. No, leave it to you, voglio solo far vedere di cosa stiamo parlando. Era l'occasione unica di fare il test su uno di questi oggetti. Questi oggetti normalmente sono considerati XVIII secolo, quindi sono più o meno allineati negli anni di esportazione da queste isole. Notate bene che la maggior parte di questi oggetti sono frutto di scambio e baratto. Poi se in che modo, questo è un altro discorso, ma questo oggetto era, Alex parla ovviamente con Hooper è d'accordo, facciamo il test e proviamo a dare una datazione, secondo loro aveva una datazione diversa, più antica. Well, again, on this one I have to thank you, because I would not have made this call at 9 o'clock in the morning if we had not been erano so le close 8:30. and friends, because otherwise you would have thrown me by the window. Which you almost did. Anyway, so we could do that because we had the trust, the discussions, and we shared the same passion. How did this come as an idea? I will explain in 1 minute.
Quindi è stato possibile portare avanti questo progetto proprio per la condivisione della passione, grazie alla possibilità di discutere di questo argomento. E vediamo ora com'è nata l'idea. There is a lack of archaeological data on those pieces. Obviously, you understand this is the first show we do on such a subject, but there is some knowledge that pieces can be older than what people think through different data points. For instance, in the previous... C'è una mancanza, chiaramente c'è una carenza di dati archeologici e come dicevamo questa è la prima mostra su questo tema. Inti just showed you 2 minutes ago the last room, which is a collection of short clubs, mainly coming from New Zealand, one from Fiji and one that he commented, which is the last piece, from Hawaii. And there is a general thinking that only short clubs come from those regions and not from the others. Una delle ultime slide che abbiamo visto, quelle dell'ultima stanza, gli oggetti provengono dalla Nuova Zelanda, dalle Figi e dalle Hawaii, e vi è la credenza generale che da questi luoghi arrivino i bastoni più corti. But there is an archaeological find that has been made in Cook Island of exactly the same club, which has been dated from the 12th to the 14th century. We know that. So before people moved, almost or at the same time, people moved to New Zealand and to those regions. E è stato scoperto sulle isole Cook sono stati scoperti degli oggetti che risalgono ad un periodo compreso tra il XII e il XIV secolo, prima quindi che ci si spostasse verso la Nuova Zelanda e quelle altre regioni. So we know that the tradition is older than the collection dates. Like Inti said, those pieces have been collected as early as Cook's voyages, which is 1770 to 4 and 6, so late 18th century. And for the pieces that are not properly documented, you will see labels in museum that prudently say 19th century. They don't say or before, they say 19th century. E sappiamo che per tradizione alcuni i pezzi, gli oggetti risalgono a tempi più antichi rispetto alla raccolta. Per esempio i viaggi di Cook risalgono al 1770, tardo XVII secolo, scusate. E in alcuni oggetti non documentati sulle etichette si trova scritto del XIX secolo. When you handle those pieces, you know that some are rarer than others, but you also know that some are potentially older than others. Maneggiando questi oggetti ci si rende conto del fatto che alcuni siano più rari rispetto ad altri, ma alcuni possono essere più datati, quindi più antichi rispetto ad altri. So the piece now we're looking at is called Kinikini, and it comes from Fiji. It belongs to a very small corpus of, let's say, 25 pieces in the world in private and public collections. Questo oggetto, questo bastone si chiama Kinikini, proviene dalle Figi e fa parte di un corpus di 25 oggetti che appunto provengono sono raccolti o erano preservati presso diversi collezionisti. We have 3 of those pieces in the show. 1, 2, and the third one will come later. Questi sono i 3 oggetti presenti in mostra, 1, 2 e il prossimo vedremo successivamente. Of this type, not any of those, but we know that one has been collected by Vancouver in 1795. So we know that the type is at least from the 18th century. E di questi uno sappiamo che appunto è stato raccolto, collezionato nel 1795. And now when you compare the pieces that we know are from the 18th century or before to this specific example that we have in the exhibition, which has very thick patina, is very dark and has some archaic style,
it's really tempting to imagine that there are several centuries, potentially, between the two pieces. E tra i due oggetti, in base alla patina spessa e scura, possiamo pensare che vi siano 2 secoli circa di differenza. So all the three, Inti, Rupert and myself, took the decision to make an analysis, a C14, of this piece, and we discussed with the collector, which was very open-minded and was essentially accepted to have 2 holes in his pieces. Quindi si è presa, noi 3 abbiamo preso insieme la decisione di analizzare questo oggetto, un'analisi quindi al radiocarbonio C14. Il collezionista, una persona di larghe vedute, ha dato il proprio avallo. We also had a very good restorer as part of the team who suggested that we should de-restore the wing of the piece that had been glued such that we could remove a part of the club, do the holes and reglue without really damaging the exterior aspect of the piece, and this was an excellent solution. Quindi per evitare di danneggiare l'oggetto è stata tolta una parte dell'ala e che poi avrebbe potuto essere rincollata per eseguire il test. So the bottom line, I think that we've been a little bit lucky, I will explain with the results. The result came, and this is this graph. This is the graph of the carbon-14 analysis between the end of the end of the 15th century to the end of the early 17th century. So it's very likely that this piece was made around 1550 with 95% probability. Siamo stati molto fortunati con i risultati perché secondo il test appunto al radiocarbonio c'è la possibilità, una probabilità molto alta del 95% che questo oggetto risalga ad un periodo compreso tra il XVI secolo e l'inizio del XVII, in particolare 550. So I will explain you why we've been lucky, and after that I will explain you what it means for us, this result. We've been lucky because the C14 unfortunately doesn't work well when it's less than 200 years old. Why? Because there has been a lot of, let's say, changes in the atmosphere with the industrial revolution in the 19th century, so you cannot really map to one point the level of carbon in the piece, and it means that you have something called the Stradivarius effect, where everything is possible. A piece that is 200 years old could also be 19th century, could also be 20th century. The science cannot just be more accurate if it's less than 200 years old. Thanks God we were older than that, so we had one result. So that was the first element of luck. La nostra fortuna è stata dipende dal fatto che il carbonio 14 non funziona se un oggetto ha meno di 100 anni. Questo è dovuto a vari cambiamenti a livello atmosferico, ai cambiamenti che ci sono stati durante la rivoluzione industriale, quindi non è sempre possibile mappare un livello esatto, ovvero si crea quello che scientificamente viene chiamato l'effetto Stradivari, ovvero che un oggetto potrebbe avere un'età di 100 anni ma anche di 900, se questo appunto è meno di 100 anni. The second thing that we've essentially the shortcoming of this type of analysis that we've resolved is an effect called old wood. The effect called old wood means that what you date is the wood. How can you say that the sculpture is as old as the wood? E un altro effetto negativo, un altro è che, un'altra lacuna è quella che viene identificata come effetto legno vecchio, ovvero come noi possiamo datare il legno, ma come possiamo stabilire che si tratti effettivamente del legno utilizzato per la scultura? Well, in this case, those pieces are carved in a wood that is fairly well known, which is called Casuarina equisetifolia. It's a tree that has been studied, and it's a tree that we know that has a growth over 50 years and no more. And that's very important because when you have trees with long growth, imagine trees that exist in Borneo, where the tree grows
and takes 2,000 years to grow, the C14 analysis you do of the wood means absolutely nothing, because the tree, a 2,000-year-old tree, could have been cut yesterday and something carved in the middle, and it would become 2,000 years old through the C14. The way we don't have this problem here is because it's Casuarina equisetifolia, and it's a rapid growth tree, 50 years, so we can only be wrong by no more than 50 years due to the old wood effect. E un altro elemento di fortuna è stato che il legno utilizzato per questo oggetto proviene da una essenza che si chiama Casuarina equisetifolia. E questo tipo di albero ha una crescita di 50 anni. Questo pensiamo che quindi molto, diciamo, non oltre questo periodo. Se pensiamo in Borneo esistono alberi che diciamo, hanno 2000 anni, quindi con l'analisi del carbonio 14, se avessimo tagliato, per esempio, se avessimo preso un pezzo di legno di 2000 anni, ma se fosse stato tagliato il giorno prima, con l'analisi appunto nel radiocarbonio non avremmo potuto ottenere questo risultato. Invece con l'essenza in oggetto appunto abbiamo solo uno scarto di 50 anni. So, bottom line, what it means, what does it says to us, this result? It means essentially this idea that we had that supports the show is kind of validated by what we found at the end. Why? Because if these things were just weapons, they would not be 300 to 400 years older than when they were collected. If they've been kept for so long, it means that they were more than just utilitarian piece that could be replaced if needed. Il risultato quindi scientifico ci dà la conferma di un'osservazione, di una riflessione che appunto viene convalidata, perché questi oggetti che sono stati conservati per un così lungo tempo non avrebbe avuto senso conservarli se fossero stati soltanto delle armi, quindi con una caratteristica prettamente utilitaria. E quindi questo è il messaggio finale più importante. Questi oggetti non sono delle armi, questi oggetti sono stati utilizzati come simboli, abbiamo detto prima, di prestigio, di autorità, intermediari con le divinità. Prima la slide precedente recitava lo studio continua, perché il secondo oggetto su cui faremo il prossimo studio è questo del British Museum. Ci siamo accordati nel momento in cui abbiamo fatto il radiocarbonio di estenderlo anche a questo oggetto. Se anche questo è confermato, allora diventa una teoria. Hooper è entusiasta e tutti gli addetti ai lavoro sono assolutamente felici di questo studio che abbiamo intrapreso. Chiudo con un altro proverbio: cammino a ritroso nel futuro con gli occhi fissi sul mio passato. E questo è un proverbio sempre maori, bellissimo, che ci chiarisce la visione circolare della storia, dei rapporti sociali e familiari, appunto della cosmologia che le popolazioni oceaniche davano alla vita. Una cosmologia che vede negli antenati e quindi nel proprio passato le radici del futuro. Come Fondazione Ligabue vogliamo ridare voce, questo l'ho già detto prima, a tutte queste culture rese mute dalla storia, e questa è l'anima di quello che vogliamo fare e che continueremo a fare nei prossimi anni. Grazie.